La classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita dei territori 2021 premia l'area pordenonese, facendole fare ben 3 passi in avanti, 3 balzi in avanti, dalla 10ª alla 7ª posizione. Questo è motivo di orgoglio per il territorio, ma è motivo di orgoglio anche per il capoluogo, che svolge sicuramente una funzione di traino e un punto di riferimento per l'intera provincia. Questo significa che il sistema in sé funziona. Vuol dire che abbiamo un tessuto imprenditoriale ed economico che crea occupazione, che crea PIL, come dimostrano anche i dati, che crea ricchezza e riesce anche a distribuirla, pur essendoci sacchi di povertà che sono però marginali rispetto al quadro complessivo. Significa che esiste una forte ricchezza culturale, che non significa solamente manifestazioni, ma significa capacità intellettuale, formazione, orientamento, scuola, università. Significa che le istituzioni stanno facendo il loro dovere indipendentemente dalle appartenenze politiche, significa che c'è una forte sinergia tra tutte le istituzioni, quelle dello Stato, quelle della Regione e quelle dei comuni. Significa che i cittadini sono cittadini responsabili, probi, bravi, onesti, che hanno a cuore il loro territorio, che lo curano e sono sicuramente protagonisti insieme alle istituzioni di questi risultati. Considerate inoltre che nella classifica tra le prime 10 ci sono ben 3 province del Friuli Venezia Giulia, cioè Trieste, Udine, Pordenone, il che significa che il sistema nel suo insieme è un sistema che sta dando risultati importanti, sia in termini di tenuta economica, sia in termini di stabilità sociale, sia in termini di sicurezza, sia in termini di promozione culturale. Quindi ci sono tutti gli elementi per essere orgogliosi di appartenere a questa terra. Va tutto bene? No, esistono sicuramente delle criticità, esistono dei problemi, lo sappiamo, nella materia sanitaria, così come anche in altri comparti. Tuttavia il punto di partenza non è negativo, anzi al contrario anche di territori più blasonati del nostro vuol dire che le basi sono assolutamente positive e quindi possiamo guardare con fiducia al futuro e impegnarci al massimo per rimuovere quegli ostacoli che ancora ci sono.